giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Torna l'ora solare. Alle ore 3 della prossima notte, quella fra sabato 24 e domenica 25 ottobre, bisognerà riportare indietro di un'ora le lancette degli orologi e fare altrettanto con gli apparecchi digitali per via del termine dell'ora legale. Nel marzo 2018 è stata approvata dagli eurodeputati di Bruxelles una risoluzione legislativa che fissa al 2021 l'ultimo anno sicuro per il cambio stagionale in tutta l'Unione Europea. L'ora legale tornerà nella primavera del prossimo anno. Sono 50 i cittadini residenti nel comune di Chioggia positivi al Covid-19. Lo ha comunicato il sindaco Alessandro Ferro durante un'intervista radiofonica. Nella precedente rilevazione le positività erano 35. Risultano invece 51 le persone negative ma in stato di isolamento domiciliare per essere venute a contatto con pazienti positivi. Tra queste anche alcuni insegnanti di scuola superiore perfettamente asintomatici. Nessun positivo comunque ha avuto necessità di essere ricoverato all'ospedale di Chioggia, ricordando comunque che il Covid Hospital di riferimento è quello riattrezzato ad Olo, dove potrebbero esserci alcuni chioggiotti. Il sindaco ha anche ribadito che non chiuderà strade o piazze perché si tratterebbe di spostare eventuali problemi da un'altra parte. In occasione delle festività per i defunti, il prossimo 2 novembre, i cimiteri comunali saranno presidiati dalle associazioni di volontariato. Ennesimo furto compiuto ai danni di un automobilista all'uscita da un esercizio commerciale. È accaduto ieri tra le ore 17:30 e le 18:30 all'esterno dell'ipermercato Lando, lungo la strada Romea a Rosolina. 4 giovani dall'accento meridionale hanno derubato un 72enne ortolano di Sottomarina che si era recato a fare la spesa con il suo furgoncino. Mentre l'uomo si trovava all'interno, i 4 hanno procurato taglie e copertoni in gomma della vettura. Così quando il 72enne è uscito ha trovato la sorpresa. Sulle prime ha anche provato ad allungarsi verso il primo distributore per verificare le gomme, ma dopo 500 metri sono stati gli stessi 4 individui, proditoriamente, a segnalargli i copertoni a terra e ad offrirsi di aiutarlo. Il malcapitato comunque si era insospettito da loro salvare il cruscotto, come a vedere se il borsello fosse stato collocato lì sopra. Nel mentre la vittima era intenta ad armeggiare sotto il veicolo, non ha più visto attorno a sé i malviventi che lo hanno ripulito del denaro, circa 300 euro, delle chiavi necessarie per aprire la porta di casa, del capanno agricolo e di uno scooter. Ricorso al servizio del gommista, quest'ultimo gli ha specificato della concomitanza con alcuni casi recenti, tra cui quelli segnalati a settembre a Sant'Anna e al parco commerciale Clodì. L'ortolano ha sporto denuncia in giornata e si augura che il fattaccio sia stato ripreso dalle telecamere di qualche circuito di videosorveglianza.
Presidio di Rifondazione Comunista stamane alla stazione di Chioggia per sensibilizzare la pubblica opinione e le autorità attorno ai tanti disservizi della linea ferroviaria che conduce la Laguna Sud a Rovigo, attraversando le frazioni tra Brenta e Adige, Adria e Basso Polesine. Non chiediamo la luna, bensì l'essenziale, ha detto il segretario Francesco Zennaro, ovvero vetture nuove e pulite e la fine delle autosostituzioni. Nelle istanze promosse anche l'adozione di un biglietto a tariffa unica con ACTV per chi abita nelle frazioni meridionali del comune, da utilizzare anche per il treno allo stesso costo del biglietto dell'autobus urbano. Vogliamo un servizio degno del 2020, conclude Zennaro, e non degli anni che furono. A portare la propria solidarietà anche l'avvocato Giuseppe Boscolo Gioachina, del comitato che chiede una legge speciale per Chioggia e che da anni si batte per qualificare la Romea ferrovia. Siamo stati gli unici, spiega Gioachina, a presentare nel novembre 2019 le opportune osservazioni al piano decennale dei trasporti in regione e le richieste avanzate sono state accolte nel piano stesso. Ciao Davide, senti, sono passato di qua, ho visto questa birra alla zucca, ma mi spieghi un po' meglio da dove salta fuori? Certo Andrea, allora abbiamo una birra alla zucca di Baladin, una birra che comunque ha una storicità che circa 500 anni perché fu inventata dagli anglosassoni durante la colonizzazione negli Stati Uniti. Lui l'ha ripresa per aiutare la Pro Loco di un paesino di Piemonte durante la fiera della zucca, e durante questa fiera piacque così tanto che lui decise di metterla in produzione. È una birra che si sposa sicuramente con tutti i piatti a base di zucca e con i dolci, una birra veramente molto interessante. Appuntamento alle ore 8:15 di domani mattina, domenica 25 ottobre, al parcheggio dell'Isola dell'Unione per l'intervento di pulizia che l'Associazione Amico Giardiniere ha organizzato in collaborazione con Veritas e il Comune. I volontari si sono dati 3 ore di tempo, dalle 8:30 alle 11:30, per liberare dai rifiuti più o meno plastici il parco interno e le aree adibite a impianti sportivi, oltre alle rive circostanti. Per ulteriori informazioni e per partecipare è possibile contattare Paolo al numero telefonico 349 094 0199. La società Multiutility Veritas, oltre a occuparsi dello smaltimento dei rifiuti, mette a disposizione i guanti e i sacchi per contenerli.